Le locali dell'AEP Olivieri Verona in maglia bianca, allenate da Greca Pillitu, giocano con Simona Ghisellini alzatrice, il capitano Lisa Ambrosini opposto, Cristina Ballardin e Martina Povolo schiacciatrici, Fabiana Brutti e Silvia Fondriest centrali, Francesca Lo Sapio libero. Le ospiti della pallavolo castellanzese in divisa nera, guidate da Eraldo Buonavita e Giordano Maiocchi, schierano l'alzatrice Daniela Rizzelli, l'opposto Silvia Vigato, Costanza Manfredini e Valentina Montenegro schiacciatrici, il capitano Chiara Trezzi e Daniela Bottinelli centrali. L'insidiosa battuta jump float della Povolo propizia il primo break di AEP Olivieri, che avanza sul 5-1, allungando poi sul 10-4 grazie al buon apporto della centrale Brutti e della banda Ballardin. Le lombarde ricevono male, il muro scaligero contrasta efficacemente gli attacchi avversari, portando le locali al massimo vantaggio sul 16-6, quando scatta la reazione di Castellanza, che con una serie di contrattacchi e muri vincenti di Costanza Manfredini si avvicina sul 17-13. Le perfette conclusioni di Ambrosini e Ballardin spingono l'Antares sul 23-17, poi il servizio fuori di Gaia Coto, subentrata la Rizzelli, manda le ragazze di casa sul 24-20. Sembra fatta, ma non è così, perché la ricezione veronese va in tilt. La Povolo fallisce un attacco e in un batter d'occhio ci si ritrova sul 24 pari. Le scaligere tornano avanti, ma il braccio caldo della Manfredini ristabilisce la parità. Un'infrazione in palleggio della giovane Accoto regala ad Antares il 26esimo punto. La Bottinelli non chiude un attacco. Ghisellini serve Povolo che schiaccia. La palla è sfiorata dal muro lombardo e AEP Olivieri vince la prima frazione per 27-25. Agevole ripartenza dell'Antares, che vola sul 5-0 con le azioni impeccabili di Ambrosini, Povolo e Brutti, abilmente smarcate dalla Ghisellini. Castellanza replica con Silvia Vigato, servita più volte dall'alzatrice Gaia Accoto, classe 92, rientrata al posto della Rizzelli. Le lombarde bloccano la Brutti impattando sul 7 pari, ma le veronesi cambiano marcia a suon di muri, servizi e contrattacchi vincenti con Povolo e Ambrosini in bella evidenza, supportate dalla magistrale regia di Simona Ghisellini. Le ospiti, imprecise e fallose, subiscono il gioco delle scaligere, che dilagano sul 16-8. Greca Pillitu richiama in panca la Ballardin, sostituendola con Stefania Positello, che incomincia subito a martellare. Il gap si espande sul 23-11. Coach Pillitu dà spazio alle giovani. Entrano Greta Marcolina per l'Ambrosini, poi la seconda alzatrice Ilaria Ghini, classe 93, per la Ghisellini. Finale senza intoppi per l'Antares, che chiude il set sul 25-15 col muro vincente di Fabiana Brutti. Le locali iniziano la terza frazione con la Ghisellini di nuovo in campo al posto della giovane Ghini, confermate Positello e Marcolina. Il muro di Castellanza ferma le centrali veronesi. L'Antares sbaglia in attacco, agevolando le lombarde che per la prima volta si ritrovano in vantaggio di un paio di punti. Greca Pillitu opta per l'ingresso della centrale Gloria Levorin per la Fondriest, abbassando ancora l'età media del sestetto. Il match vive una fase involutiva, con numerosi errori in battuta da ambo le parti, ma le scaligere sbagliano parecchio anche in ricezione, a vantaggio delle ospiti che vanno alla seconda pausa tecnica avanti di 4 punti. Vigato e Manfredini, le migliori delle lombarde, passano con regolarità dai lati, bucando la difesa dell'Antares, costretto a inseguire Castellanza che si porta sul 20-17. Le locali stringono i denti, difendono e colpiscono coi contrattacchi vincenti di Martina Povolo e Stefania Positello, perfezionando la lunga rincorsa sul 21 pari col perentorio muro di Fabiana Brutti sulla Vigato. La stessa Vigato risponde subito con un potente diagonale, firmando il 22esimo punto di Castellanza, che è anche l'ultimo, visto che le ospiti si bloccano subendo 2 micidiali conclusioni di Positello e Povolo. Poi l'alzata fuori misura di Gaia Accoto e la ricezione errata della Vigato segnano la resa, consegnando il terzo parziale e la vittoria ad AEP Olivieri Verona. È stata una partita di fine campionato senza particolari ambizioni, noi comunque eravamo salve, Verona era comunque al suo quinto posto, quindi abbiamo fatto un po' giocare tutte, siamo contenti di aver finito il campionato facendo giocare tutte le giocatrici e sono contenta comunque dell'annata che abbiamo fatto, anche se secondo me potevamo fare qualcosa di più.
e adesso vediamo un po' per l'anno prossimo, insomma. Adesso ci troviamo ad essere metà classifica, chiudendo il campionato con una prestazione un po' sotto le righe, dettata in parte dalla mancanza del nostro libero, quindi abbiamo subito un pochino in ricezione in quest'ultima partita, e in parte proprio da una prestazione un po' incalando, ecco, diciamo. Io quest'anno sono venuta a Verona come banda, perché il mio ruolo in verità sarebbe centrale. Infatti ho giocato sia con Eliano che a San Vito come centro. Quest'anno è stata una scommessa, è stata dura, perché comunque banda devi ricevere, devi difendere, non è proprio uguale il ruolo come il centrale, quindi alla fine insomma penso che sia abbastanza riuscito bene, a parte un po' di difficoltà in ricezione perché quella insomma ci vuole anni e anni di lavoro. È già deciso che sarà questa collaborazione con Verona Volley femminile che dovrebbe portare la Serie A2, lo diciamo al condizionale perché è ancora una questione di ripescaggi e di richiesta di giocare nuovamente nella seconda categoria nazionale. E in questo caso si farebbe una squadra di A2 e una squadra di B2 naturalmente. Ringraziamento a tutti quelli che come sempre anche quest'anno si sono adoperati per fare andare bene la squadra, quindi non solo lo sponsor, il main sponsor IP Olivieri che dà il nome alla prima squadra naturalmente, ma anche a tutti gli altri piccoli sponsor che abbiamo, piccoli o grandi, comunque che sono importanti allo stesso modo, e alle persone di questa società che rendono unica questa società, la rendono come una famiglia, e con tutti i difetti che ci possono essere, i momenti difficili che ci possono essere soprattutto dal punto di vista economico come questo, si adoperano con grande passione come fossero tutti degli umili operai, degli umili servitori che remano nella stessa direzione.